Amici di Sportisili, buon pomeriggio da Châtillon, siamo qui con Nicolò Pierozzi che con noi farà una piccola chiacchierata. Allora, giusto in questi giorni ricorre un anniversario, un anno in rosanero. Che bilancio tracci di questa stagione, ma anche in generale questo periodo? Sì, diciamo è stato il primo anno qualche giorno fa, sì, il rosanero è stato un anno con alti e bassi, devo dire, è iniziato con qualche infortunio di troppo, quindi poi diciamo ho avuto più spazio e poi la stagione scorsa la conosciamo tutti, quindi come è andata, quindi si può dire ci sono stati tanti giochi, tanti punti magari un po' più bassi, però è un punto di ripartenza per quest'anno. Adesso ripartiamo qui da Châtillon. Quali sono le impressioni di questo ritiro che ormai sta avvolgendo un po' al termine? No, un ritiro bello impegnativo e io e il mister lo conosco ormai molto bene, è la terza esperienza, quindi sapevo già cosa aspettarmi da lui, dalla richiesta che propone, quindi sapevo cosa si andava incontro e giustamente il lavoro è l'attore principale, quindi lo stiamo seguendo, manca qualche giorno e niente, cerchiamo di finirlo nel migliore dei modi. Ti ha detto qualcosa quando vi siete ritrovati? Ma col mister sì, per fortuna un bellissimo rapporto, ci portiamo da tanti anni, quindi è bastato qualche sguardo e già ci siamo detti tutto, quindi senza dire troppe parole e troppi discorsi. Ce lo descrivi con 3 aggettivi? Ma il mister allora è un carattere tosto che richiede molto, però che ti dà tanto, quindi ti lascia un segno. Gli altri due? Tosto, carismatico, molto, molto carismatico, ti trasmette tutta la sua personalità e è molto simpatico quando si mette con noi a scherzare. Ok. Inzaghi è un grande allenatore, ma è stato anche un grande attaccante. Tu non ricopri questo ruolo, però hai il vizietto del gol. Ne hai segnati 4 la Regina, 2 la scorsa stagione al Palermo. Hai un obiettivo per la prossima? Ma assolutamente sì, poi nel mio ruolo l'apporto dei gol diciamo è fondamentale, quindi spero di fare il più possibile. Già se ripetessi l'anno della Regina, il mister sarei contento, ma si può fare anche di più. Ci racconti quello in Serie A contro la Juventus? È un'emozione bellissima, sicuro che me lo porterò dietro per tanti anni, quindi e l'obiettivo è ritornarci e rifare gol di nuovo, quindi speriamo. Torniamo a Palermo, ci sono tanti volti nuovi in questa squadra, cosa ne pensi e come si sono ambientati? Ma devo dire i volti nuovi si sono presentati benissimo, anche come nel gruppo, come si sono posti, noi devo dire abbiamo accolti molto bene, ma è quello che deve fare un gruppo sano, quindi poi molti si conoscevano già per esperienze passate, per averci giocato contro, quindi diciamo anche questo aiuta, però assolutamente un bellissimo gruppo, un bellissimo approccio di nuovo. Sulla fascia c'è una sana competizione? Assolutamente, fa parte del gioco, lo sappiamo, chi viene a Palermo lo sa che purtroppo o per fortuna il posto fisso non c'è mai, quindi ogni settimana sarà una gara anche interna per vedere chi giocherà la domenica. Parliamo invece di chi c'era anche l'anno scorso, sappiamo che sei molto amico di Vasic. Come hai vissuto diciamo, il suo periodo non bello della scorsa stagione? Lo ha aiutato in qualche modo? Sì, con Ale sono molto amici, siamo di età quasi uguale, quindi per forza di cose ti trovi. Ma diciamo che lo abbiamo aiutato tutti, ma Malo ha le spalle grosse, ha il carattere per affrontare tutto, anche le cose ingiuste che gli sono capitate, quindi non c'è neanche bisogno di avergli detto più di tanto. Poi è uno dei miei migliori amici, quindi lo sosterrò sempre. Ti auguri che rimanga a Palermo? Assolutamente. Quindi consigli ad Inzaghi di valutarlo bene? Ma il mister sa benissimo cosa deve fare anche Alo, quindi vediamo come. A proposito di legami, passiamo a quelli diciamo di famiglia. Che rapporto hai con tuo fratello Edoardo? Ma come fratello ho un bellissimo rapporto, ci vediamo poco, ma quel poco ci vediamo è bellissimo. Sono stato ora a vederlo vincere il campionato questo giugno scorso, quindi è bello, i suoi successi sono i miei e viceversa. Come avete festeggiato? No, abbiamo festeggiato tanto da lui lì a Pescara, ma poi anche in famiglia. È bello, una bella emozione che ho vissuto anche in prima persona. Tuo fratello è stato a Pescara con una persona che per Palermo è molto importante, il Baldini. Cosa ne pensi di lui e della sua avventura all'Italia Under 21? È una bella sfida perché il mister, da come mi racconta Edo, da come mi raccontano i ragazzi che l'hanno avuto, è una personalità forte, carismatica, che farà secondo me molto bene, perché ci vuole con i ragazzi, è molto bravo, mi hanno detto tutti che è davvero ti trascina, quindi secondo me farà molto bene. Tu hai fatto la trafila delle giovanili azzurre.
Secondo te cosa c'è di sbagliato in questo meccanismo in Italia secondo cui i giovani forse non riescono ad emergere al meglio? Ma non lo so, darti una risposta è un po' difficile. Non so se sia sbagliato, ma magari è anche banale forse dire ci vuole un po' più di coraggio, non lo so. Magari un po' più di continuità per qualcuno potrebbe far bene, ma i giovani ci sono e non è un problema secondo me. Torniamo ai rosanero, appuntamento il 9 agosto con il Manchester City, che sensazioni hai per questa amichevole? È bella, appena ci hanno comunicato dell'amichevole eravamo tutti super gasati, super emozionati perché è una partita che fa tutti i giorni, poi è un bel test, forse il più impegnativo che poteva capitarci per prepararci poi alle gare ufficiali, quindi bellissimo, un'emozione incredibile. Hai già pensato a con chi scambiare la maglia? Vabbè, vediamo, ce ne sono un po' di nomi, ma ora in base a come ci mettiamo d'accordo poi le vediamo. Ah, fate sì, perché accordi. sennò andare tutti su uno non è giusto, quindi... Dai, facci un nome. Ma no, non lo so, se potessi scegliere ti direi Savigno all'esterno, o loro. E cosa ti auguri per concludere per il prossimo anno? Se ci ritrovassimo tra un anno, cosa vorresti avere? Vorresti essere ancora qui? Sì, assolutamente, il mio contratto è lungo, quindi l'obiettivo è sempre quello di stare, e con una piazza così poi non ti ricapita, quindi quando uno arriva di tenersela stretta e fare il più lungo possibile con questi colori. Ti senti pronto per la Serie A col Palermo? Mi sento pronto, sì, assolutamente. Ci dai un messaggio per i tifosi? Ai tifosi dico solo di sostenerci come stanno facendo anche dall'inizio di questa stagione, quindi e di essere il più possibile allo stadio perché il colpo d'occhio che danno quando siamo dentro è spettacolare. Grazie Nicolò, da Sportisile è tutto, alla prossima!